Venezia e i suoi ponti, Sestiere di San Marco. Benvenuti in questo nuovo video. Questo sarà il primo di alcuni video in cui vi illustrerò alcuni dei ponti di Venezia divisi per sestiere, incluse alcune storie che le appartengono. Tralasciando quelli che attraversano il Canale Grande, di cui spesso ho parlato, partiremo da quelli del sestiere di San Marco. In totale Venezia ne ha 417, dei quali 72 privati, 300 in pietra, 60 in ferro e 57 in legno. Vicino a Piazza San Marco, dalla parte di San Zaccaria, abbiamo il Ponte della Paglia. Particolare perché in passato fungeva da obitorio all'aperto, perché ai suoi piedi venivano esposti per riconoscimento i cadaveri degli affogati. In più prende il nome dalle barche cariche di paglia per le scuderie quando a Venezia si usavano i cavalli. La paglia inoltre serviva per i pagliericci dei prigionieri, delle prigioni nuove, edificio in pietra d'Istria collegato al Palazzo Ducale. Il ponte che permette il passaggio dal sestiere di San Marco a quello di Castello è interamente in pietra d'Istria. L'elegante parapetto laterale è costituito da pilastrini decorate da pigne scolpite e altri disegni. Il ponte è interessato da un continuo flusso di turisti che, come fotografi, immortalano il Ponte dei Sospiri. Venne realizzato nel 1360 per la prima volta in pietra, ma il precedente era in legno. Proprio perché si trova a fianco del Palazzo Ducale, lo troviamo rappresentato in diversi dipinti. Grazie a questi si può constatare che nel XVIII secolo, ai piedi di ciascuna gradinata del ponte, si trovavano le garritte, cioè piccole case in miniatura dove sostavano delle guardie che controllavano i cittadini in transito. Ponte dei Sospiri. Esistono varie imitazioni di questo ponte, sia a Cambridge che a Oxford, in Inghilterra, e a Lima, in Perù, il Ponte de los Suspiros. Anche a New York ne esiste una copia moderna, che serve da collegamento tra due edifici del complesso del Metropolitan Life Insurance Company Tower, grattacielo ispirato al campanile di San Marco. Ponte tra i più conosciuti e fotografati a Venezia lo si può ammirare dal Ponte della Paglia o il Ponte della Canonica, oppure passandovi sotto in barco o in gondola. L'architetto incaricato della progettazione fu Antonio Conti, nipote dell'architetto del Ponte di Rialto e delle Prigioni Nuove, Antonio da Ponte. Costruito in bianca pietra d'Istria, in stile barocco, è abbellito da diverse decorazioni scultoree e bassorilievi. Il ponte è sospeso e collega il Palazzo Ducale a Prigioni Nuove con due passaggi, due corridoi separati da una parete che collegano gli uffici del Palazzo Ducale alle Prigioni Nuove. Ha una struttura interamente chiusa e coperta per scongiurare qualsiasi tentativo di fuga. Il suo nome deriverebbe proprio dai sospiri di tristezza dei prigionieri che si accingevano a guardare per l'ultima volta la bellezza mozzafiato del bacino di San Marco, respirando per l'ultima volta la libertà. Ponte della Canonica. Il ponte si trova esattamente dietro la piazzetta dei Leoncini e collega il sestiere di San Marco al sestiere di Castello. Offre una bellissima vista sul Ponte dei Sospiri. Secondo molti la sua costruzione risale al 1172 per permettere ai dogi che nel giorno di Pasqua dovevano recarsi in visita alla chiesa di San Zaccaria di evitare il passaggio altrimenti obbligatorio per la riva dei Schiavoni, che era stato teatro di un agguato mortale al doge Vitale Michiel II. La struttura attuale in pietra bianca, simile al Ponte della Paglia, risale al 1755, con i soliti 3 stemmi al centro dell'arco dei provveditori del comune. Prende il nome dai canonici di San Marco che alloggiavano nelle vicinanze. Ho già detto anche qua che si ha una bella vista del Ponte dei Sospiri. Ponte dei Baretteri. Abbiamo già parlato di questo ponte in vari video, ma ripeterò brevemente le sue caratteristiche. Ponte dedicato alla corporazione dei Baretteri, quelli che facevano i cappelli. Il più antico statuto di essi fu depositato nel 1281. L'importanza delle arti era notevole, sia perché espressione della limitata autonomia del popolo nel settore specifico e in quello della reciproca assistenza, sia per l'intensa attività economica e finanziaria.
I Barreteri durante il Rinascimento confluirono nell'Arta dei Merciai, corporazione che diede il nome alla serie di calli che collegano San Marco alla zona di Rialto, la strada delle mercerie. Il ponte era inserito in quella che rappresentava la principale via commerciale di Venezia. I berretti fabbricati a Venezia, sia per plebei, cittadini o nobili, erano famosi non solo in città ma anche in Istria, Dalmazia e in tutto l'Oriente, dove si era sparsa la voce che fossero di ottima qualità. Il ponte, in legno dal 1315, venne sostituito nel 1508 in pietra. Questi si affaccia sopra il sottoportico delle Acque, in cui c'era uno dei più famosi luoghi di svago, il Casino Venier, appartenuto al procuratore Federico Venier, ma utilizzato soprattutto dalla moglie Elena Priuli. Ricordo che sotto il ponte si può trovare delle porte murate in cui nel passato si poteva raggiungere il Casino senza essere visti. Ponte dell'Ovo. Il ponte è in pietre e mattoni, i parapetti sono in ferro e su un fianco al centro dell'arco troviamo i soliti 3 stemmi dei provveditori di comune. Scavalca il Rio di San Salvador collegando la Calle dell'Ovo al campo di San Salvador, dove troviamo una delle chiese più antiche di Venezia, la chiesa di San Salvador, e la scuola di San Teodoro, una delle 7 scuole grandi veneziane. La calle e il ponte presero la denominazione dell'Ovo dopo che Lorenzo Lovo nel 1379 concesse un grosso prestito allo Stato. Il ponte dell'Ovo, che potrebbe sembrare un anonimo ponticello, in realtà ha una sorpresa particolare. Tra i palazzi si può scorgere il campanile di San Marco. Questo ponte è l'unico punto non elevato di Venezia da cui si può ammirare il campanile. Il ponte dei Barcaroli collega la calle del Fruttariolo alla Frezzeria, attraversando il Rio dei Barcaroli. Realizzato in mattoni e pietre, ha delle baluastre con particolari decorazioni geometriche ad archetti. In passato veniva chiamato Ponte dei Cuori d'Oro, per la presenza fino al XVIII secolo di alcuni maestri dei cuori d'oro. A Venezia, tra il XV e il XVIII secolo, fiorisce la tecnica dei cuori d'oro o cuoi d'oro, consistente nella realizzazione di pannelli di cuoio impresso e dipinto. Importata dall'Oriente e dalla Spagna, era a Venezia uno dei maggiori centri di produzione. Essi venivano usati per coprire le stanze, le seggiole, i libri, eccetera. Nei pressi del ponte trovate la targa che ricorda la presenza di Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart giunse a Venezia l'11 febbraio 1771, insieme a padre Leonardo e alla sorella, e vi rimase fino a marzo ospiti della famiglia Wider, in una casa vicino a Campo San Fantin, sul ponte dei Barcaroli. Qualche anno prima la casa era stata al centro di un grosso scandalo. Il proprietario Francesco Faletti controllava una serie di attività illecite nella zona. Teneva nella sua casa un gruppo di persone per addestrare i nobili a diventare ladri, tanto che nel 1752 fu bandito dallo Stato veneziano a rischio della pena capitale. Questi erano i ponti di San Marco. Fatemi sapere nei commenti se volete anche quelli degli altri sestieri e noi comunque ci sentiamo al prossimo video. 2 parole sugli abbonamenti. Ormai da un anno, sì, è un anno, a gennaio abbiamo attivato gli abbonamenti. Ci si può abbonare o a 1 euro o a 5 euro. Con i 5 euro avete la possibilità di unirvi a un gruppo Telegram, qui ci sono altre persone, per parlare di Venezia e se venite a Venezia di trovarci, fare qualcosa insieme. Ecco, è un modo per sostenere il canale e per creare una comunità. Se avete piacere io sarò contento. Grazie. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella e dare un like se vi è piaciuto il video. In più, sulla descrizione ci sono dei link di Amazon che se vi accederete per comprare qualsiasi cosa voi vogliate, io prenderò una piccola percentuale. In più, se volete offrirmi un caffè o qualcosa per il canale, c'è anche il mio link di PayPal. Vi ringrazio in anticipo. Iscriviti! 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 Iscriviti!